Alleniamoli a crescere bene. Questo è lo slogan ideato dal CONI nazionale attraverso il settore ragazzi. Si tratta di un progetto sociale, sportivo ed educativo riservato agli alunni delle scuole primarie delle 7 province venete, al quale il CONI del Veneto ha aderito ed inserito nel contesto di questa edizione numero 14 di Tutto Sport in Prato, che per 4 giorni ha invaso il Prato della Valle. 7 le scuole venete premiate, una per provincia in base alla selezione che ha portato gli alunni e le loro insegnanti a Padova in occasione delle premiazioni e del ritiro delle targhe e della carta del valore di 200 euro per ognuna delle 7 classi vincitrici attraverso la realizzazione di un disegno di gruppo. Premiazione avvenuta alla presenza del presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. L'occasione è giusta per premiare le 7 scuole delle 7 province venete per un manifesto che è stato fatto in queste classi in cui si parlava dell'alimentazione sana. Certamente è stato un momento di grandissimo livello, tutti si sono impegnati e l'occasione di Tutto Sport in Prato è stato premiare davanti a 1300 ragazzi della provincia di Padova queste scuole di Vicenza, Verona, Venezia, Belluno, Padova, Treviso e Rovigo. Hanno fatto delle cose stupende, i ragazzi si sono impegnati e hanno capito cos'è lo sport. Lo sport è stare assieme, divertirsi, ma anche nutrirsi in maniera corretta, non esagerare nell'alimentazione, e questo è quello che Sport di Classe ha dato come segnale per quest'annata 2015-2016. I prossimi anni ci saranno altri momenti, l'importante è che i nostri ragazzi delle elementari colgano il senso vero dell'attività motoria. Queste le 7 scuole premiate in Prato della Valle nella cerimonia condotta da Wendy Muraro, alla presenza del presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, per il progetto Sport di Classe, ovvero sani e corretti stili di vita. La scuola Pascoli di Trichiano di Belluno è arrivata con tutta la sua classe, la scuola elementare di Sarmeola di Rubano di Padova, la scuola Oroboni di Fratta Polesine Rovigo, la scuola Marco Polo di Vittorio Veneto, Treviso, la scuola Enrico Fermi di Venezia, la scuola Brandellero di Valli del Pasubio di Vicenza e la scuola 6 Maggio di Verona, con l'intera classe vincitrice. Poi un momento di relax con un po' di musica e Lino Di Mameli, che ha concluso la mattinata sportiva e di premiazioni voluta dal CONI Veneto in Prato della Valle in uno scenario fantastico.